A Napoli, quando una persona sa i fatti tutto quanto, va sempre ascoltando, rigliando per capire, è sempre al posto giusto, al momento giusto, viene appellato con chi ten proprio il recchie pulicana. C'entra il pulicano? Beh, nella locuzione tenerrecchio pulicana, ahimè, il pellicano non c'entra assolutamente, per diversi motivi. Prima di tutto perché non era un uccello conosciuto alle nostre latitudini e secondo motivo perché non è affatto dimostrato che il pellicano abbia un udito più sensibile degli altri uccelli. C'entra invece un'altra figura di epoca latina. Sì, noi parliamo tutte le lingue del mondo e parliamo anche latino. In epoca latina esisteva la figura del pubblicano, ovvero l'agente delle tasse di epoca romana, colui che doveva sempre ascoltare, origliare, essere al posto giusto al momento giusto per provare a capire se c'erano redditi nascosti. Eh sì, perché in Italia il vizio italico di non dichiarare, insomma, il reddito reale è sempre esistito. Tutti erano caput sine censi. Beh, questa è un'altra cosa carina. A Napoli c'è un modo di dire, per dire mannaggia la miseria, mannaggia insomma la povertà, si usa dire mannaggia a cape si vicienza. Si vicienza, che in questo caso non ci azzecca nulla. Mannaggia cape si vicienza è la corruzione del motto latino caput sine censi. Quando una persona era poverissima, priva di ogni risorsa materiale, talmente povera da non essere neppure censita, veniva detta il caput sine censi. Dalla corruzione di caput sine censi esce mannaggia cape si vicienza. Ora, ovviamente, l'agente delle tasse doveva scovare tutti quelli che si dichiaravano caput sine censi e in realtà non lo erano. E quindi ecco perché non c'entra il pellicano, ma c'entra il pubblicano, colui che doveva sempre origliare, ascoltare, sapere i fatti di tutti quanti.